Buonasera, bentrovati, Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Ospite di questa trasmissione, lo ringraziamo perché è davvero operato di impegni per quello che sta accadendo nel mondo e soprattutto anche nella nostra regione, è il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia e lo ringrazio di essere con noi. Buonasera Presidente, come va? Beh, ho avuto momenti migliori, insomma, stiamo vivendo un incubo come veneti, come cittadini italiani, il mondo intero, e speriamo di venirne fuori velocemente. Speriamo che questa sia l'ultima, diciamo, botta di contagio e dopodiché, grazie anche ai vaccini, si va assolutamente a respirare un po' e a cominciare a pensare a una libertà vera, non vigilata come quella che abbiamo adesso. Allora Presidente, siccome abbiamo la possibilità di averlo ospite per poco tempo perché lei ha molti impegni, allora volevo fare una panoramica un po' generale perché tanto che non ci vediamo, noi lo mettiamo in onda e lo vediamo tutti i giorni a pranzo, ovviamente nei collegamenti della Protezione Civile dove è anche adesso e quindi così volevo fare una chiacchierata un po' diversa. Allora la prima domanda che le pongo, il pensiero suo, allora c'era il governo Conte, proprio voglio parlare sotto un aspetto politico nelle prime domande. Il governo Conte, che ovviamente ha fatto quello che ha fatto, arriva il governo Draghi, quando Draghi parla alle Camere si esprime più o meno nei stessi ragionamenti che fa il governo Conte, e poi succede che prende molti ministri del governo Conte, rimpasta qualcuno tipo Brunetta, qualcuno che davvero era inaspettato e nessuno mai pensava ritornasse su questa scena. La domanda che le faccio, lei da Presidente della Regione non si è posto la domanda perché non si sono messi d'accordo prima, risparmiavamo tempi per tutti gli italiani. Ecco, su questa vicenda cosa ha pensato lei, Presidente? Al di là poi della caratura di Draghi, ovviamente. Ma guardi, io penso una cosa, che il governo Conte sia arrivato a capolinea, cioè è evidente, ormai ogni decisione si procrastinava, c'erano solo che vertici. Guardi, quando si sente un'amministrazione che dice che deve fare la riunione di maggioranza per decidere una cosa, le si fanno comunemente, ma tu non è che le puoi fare 4-5 volte al giorno, perché vuol dire che ormai non c'è più coesione, non c'è più diciamo, una visione unica. Dall'altro diciamo che questo passaggio con Draghi ci permette di avere questo governo di unità nazionale, non a guida politica, da parte di un Presidente del Consiglio, che è un Presidente del Consiglio del quale si può dire tutto, ma non che non sia un grande professionista e non che non dia uno standing internazionale a questo Paese. Quindi in un momento nel quale dovremo portare a casa 209 miliardi di euro, bene appunto farli gestire in maniera assolutamente veloce e per quanto possibile fuori dalle beghe politiche. Ecco, secondo lei, Presidente, si gioca la credibilità Draghi con i vaccini, con la storia del virus? Beh sì, io penso che tutti noi ci giochiamo la credibilità tutti i giorni. Allora, premesso che il virus è un fenomeno naturale, quindi finiamola di credere a quelli che raccontano che loro hanno la soluzione a tutto, no? Se osserva, abbiamo un pelotoncino di persone che in Italia ci omaggiano tutte le sere in TV di quello che dovevamo fare o dovremmo fare per risolvere i problemi. Il problema è che se voi guardate, tutto il mondo ha avuto questo problema e chi mai avrebbe pensato di vedere le fosse comuni a New York? Chi mai avrebbe pensato di vedere 10.000 morti in Veneto piuttosto che 100.000 in Italia? Chi mai avrebbe pensato di vedere la Germania in lockdown dai primi di dicembre e ancora in lockdown? O la Spagna, la Francia, la Gran Bretagna, che addirittura anche lei ha dovuto ricorrere a strumenti straordinari ed è ancora in lockdown. Questo per dire che se ci fosse il guru che sa tutto, può essere che magari noi non abbiamo capito niente, ma magari qualcuno se lo sarebbe portato a casa e avrebbe risolto i problemi. Certo. E detto questo, tutti noi ci giochiamo la faccia e la reputazione. E anche Draghi sulla partita dei vaccini, sulla partita del rilancio dell'economia, ovviamente ci mette la sua credibilità e la sua professionalità, come è giusto e corretto che sia, come tutti noi lo facciamo quotidianamente. Ecco, l'ultima per quanto riguarda, Presidente, la parte politica, e nessun Veneto, nessun rappresentante della Lega Veneta è andato come sottosegretario. C'è rimasto male lei di questo? Ma no, guardi, noi abbiamo assolutamente in scuderia dei personaggi in grado di ricoprire non solo posti da sottosegretario ma anche di ministro, però ciò non toglie che poi le decisioni che sono state prese competono a Matteo Salvini, il quale ha trovato un giusto equilibrio. Abbiamo il ministro Stefani che è ministro Veneto, abbiamo presidenze di commissioni, abbiamo
una bella squadra di parlamentari, l'importante sono i risultati. Guardi, noi adesso abbiamo come obiettivo uscire da questa crisi del Covid e dall'altro portare a casa l'autonomia. Ecco, abbiamo messo proprio il titolo Veneto, adesso parlando del Covid, Presidente. Veneto, quando ne usciremo? Lei è stato rassicurante, ha detto con la storia dei vaccini, ne usciremo rapidamente. Però una domanda gliela faccio proprio su quello che ha detto lei prima. 100.000 morti, 10.000 nel Veneto. È stato fatto, non è stato fatto nessun errore, cioè secondo lei si poteva evitare qualcosa oppure questo virus è stato malefico a tal punto di fare danni davvero oltre il previsto? Oppure qualcuno poteva fare qualcosa in più? Ma guardi, intanto si consideri che nessuno aveva il libretto uso manutenzione e le istruzioni per l'uso, quindi siamo partiti, se lei ricorda, dal 21 febbraio senza saper nulla, addirittura con gli scienziati che dicevano che non serviva portare la mascherina. Non avevamo diagnostica, non avevamo i dispositivi di protezione, e pensi che abbiamo avuto meno mortalità quando non avevamo i dispositivi di protezione, tanto per dire come si comporta questo virus. Dall'altro però c'è anche da dire una cosa fondamentale, che se avessimo, diciamo, una situazione anomala rispetto agli andamenti mondiali, potrei anche capire che qualcosa deve essere analizzato, ma se noi guardiamo le curve di tutti i paesi, le curve mondiali, piuttosto che le mortalità con le diverse varianti, eccetera, si vede che comunque gli andamenti sono quelli. Purtroppo è un virus terribile che ha una bassa mortalità. E non sto giustificando questo, cioè sto dicendo che da un punto di vista epidemiologico non è come l'Ebola che aveva una mortalità altissima e quindi il rischio di morire era il 90%, questa è una bassissima mortalità ma ha un'ampia diffusione perché non avendo una bassa mortalità l'ospite non muore ma diventa un veicolo per infettare qualcun altro. Sì, ma lo sa, sì, la gente si domanda questo, Presidente, dice, qui non c'entra la politica, perché la politica ovviamente si è adeguata come tatto tecnico-scientifico e dice, ma è possibile che tutto nel 2020-2021, con tutti gli scienziati che abbiamo, succede un virus che va bene è sconosciuto, ma dopo un anno non è ancora passato in tutto il mondo, quindi la responsabilità è globale. Come mai non è riuscito nessuno a risolvere il problema in maniera rapida di questo virus e non ne siamo ancora usciti? Ecco, la domanda che si fa la gente è questa nel 2021. Ma intanto bisogna capire che tutte queste infezioni nella storia durano mediamente un paio di stagioni, di anni. Ovviamente noi ravviciniamo il tutto perché a differenza della peste, che penso, faccio un esempio, della peste piuttosto che della spagnola, parliamo della spagnola del 18-19 che ha fatto tanti morti come ovviamente il coronavirus, non avevamo i vaccini, non avevamo i dispositivi di protezione, non avevamo gli ospedali, non avevamo le terapie intensive, non avevamo i protocolli di cura e i farmaci di oggi. Oggi siamo più performanti su questo fronte. Immagini solo se avessimo dovuto affrontare questa infezione senza dispositivi, senza ospedali, senza terapie intensive e senza tutto quello che sono i protocolli di cura. Allora cosa dico? Dico che se la ragionassimo per assurdo e dicessimo, beh, non hanno capito nulla gli italiani e gli scienziati italiani, ma poi vado in Francia, vedo che la Francia ha più problemi dell'Italia, vado in Germania che era ritenuta un'isola felice che addirittura è in lockdown da 3 mesi, poi vedo gli Stati Uniti, ricordo le fosse comuni, cioè capisce che allora i scienziati sono in tutto il mondo, negli Stati Uniti ha il professor Fauci che è il guru della virologia, è il virologo per antonomasia, ma anche lì hanno difficoltà, quindi non ricondurrei sempre tutto come vogliamo fare noi umani al fatto che siamo invincibili. Davanti alla natura a volte bisogna anche cercare di farsi il meno male possibile, ma la natura ha sempre diciamo, vince diciamo, il suo percorso, diciamo, il suo transito lo fa, è come una frana o un'alluvione, cioè tu puoi attutire gli effetti di quell'evento atmosferico, no? Piuttosto che un terremoto, ma comunque il terremoto passa. Presidente, servirà questa lezione al mondo intero secondo lei? Cioè questa lezione che lei ha detto la madre natura ha deciso di fare quello che sta facendo, ecco, la domanda che le faccio, servirà alla gente cattiva, ai politici? Le faccio una domanda semplice che però poi potrebbe essere d'aiuto per tutti per migliorarci sotto un profilo ambientale, sotto un profilo sanitario, ecco, servirà oppure poi fra un anno o due quando passerà questa storia ritorneremo tutti cattivi come prima? Io intanto dico ho parlato di madre natura perché è un processo diciamo di epidemiologico di un virus, poi non so se il virus
viene da madre natura al 100% se qualcuno ci ha trafficato sopra, questo non glielo so dire. Però di certo è che nel momento in cui è libero si muove come si muove un virus in natura. Io spero che ne esca sicuramente un mondo migliore. Abbiamo conosciuto, diciamo, una foresta che cresce di persone per bene, di gente che ha capito, che vuole fare squadra, di gente che sta soffrendo per la disoccupazione, per le attività, e poi anche una piccola sparuto platoncino di persone, insomma, che hanno espresso la più grande dose di cattiveria che avevano in corpo. Guardi, io penso che ne usciremo anche cambiati sotto il profilo valoriale. Pensate solo all'idea che abbiamo acquisito oggi della libertà. Quanto liberi eravamo prima e non sapevamo di essere così liberi. Pensi solo al gesto di stringere una mano. Noi non diamo più la mano, ma quante volte abbiamo dato una mano e non davamo importanza alla stretta di mano? E poi penso che si modificheranno molti aspetti, pensi solo all'attenzione alla salute, alla sanificazione, quindi la mascherina magari non servirà più in futuro, ma molti la utilizzeranno ancora. Chi andrà in un posto affollato senza mettersi la mascherina la potrà mettere e nessuno si scandalizzerà. Ma un anno e mezzo fa se andavamo in coda all'ufficio postale, strapieno, e ci avrebbero deriso se entravamo con una mascherina, oppure pensavano che avessimo avuto una malattia e una patologia e per cui dovevamo portare la mascherina. Accadrà questo, ma accadrà ad esempio che ci sarà molta più attenzione, che so, all'igiene delle mani, i disinfettanti, il distanziamento sociale, insomma ne usciremo con delle regole che abbiamo acquisito e diventeranno cultura sociale, cultura popolare. Senta Presidente, una delle cose che dice continuamente lei, ok, dobbiamo chiudere, chiudiamo per il bene degli italiani, per il bene dei veneti, per il bene della salute di ognuno di noi, però date i ristori alle persone che ne hanno bisogno. Secondo lei questo governo riuscirà a soddisfare le sue richieste? Il Presidente Draghi si è impegnato per questo, è questione di giorni, ho sentito, ho letto anch'io, e verrà fatto questo grande decreto per indennizzare, non chiamiamoli più ristori, coloro che hanno perso fatturato. Se questo accadrà ci permetterà di guardare con un po' più di serenità al futuro. Certo è che ne dobbiamo venire fuori, adesso in queste ore si sta parlando ancora, come sapete, già da ieri, oggi è mercoledì, quindi ieri martedì se ne parlava già del nuovo regolamento, del nuovo parere del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale che parla di zone rosse del fine settimana, e ovviamente aspetteremo anche la classificazione, perché come avete visto dal giallo in una settimana siamo passati all'arancione, adesso vedremo i nuovi dati rispetto al colore che ci verrà attribuito, ma vedete che l'Italia pian piano si sta colorando tutta di rosso. Io spero che se ne possa venire fuori velocemente. Un dato positivo, me lo lasci dare, che è quello del vaccino, perché tanti dicono ma Zaia parla dei vaccini. Sì, parlo dei vaccini, vi do un dato. Su 30.000 ospiti delle case di riposo, prima delle vaccinazioni siamo arrivati a dicembre a 3.500 positivi. Oggi, avendo vaccinato quasi tutti gli ospiti, quelli che non sono vaccinati sono i motivi per cui non sono stati vaccinati, abbiamo 117 positivi. Capite che il virus, se trova vaccinati, non si diffonde più. Se avessimo avuto modo di vaccinare il 21 febbraio tutti i nostri anziani delle case di riposo, non avremmo avuto questa decimazione di anziani, di nonni che abbiamo avuto. Ecco Presidente, proprio stavo parlando di vaccini, ma ha anticipato l'altro argomento. Ci sono molti vaccini, dal Pfizer, il Moderna, l'AstraZeneca, il Johnson Johnson, il Sputnik, ovviamente sono tutti vaccini che danno una determinata affidabilità, chi nella seconda dose può attendere addirittura 12 settimane come l'AstraZeneca. La domanda, secondo lei il Veneto quando riuscirà a completare la vaccinazione di tutta la popolazione? Guardi, noi stiamo vaccinando con le forze della regione. Adesso tra qualche giorno, e li ringrazio ufficialmente, rientreranno in campo anche i medici di base con i quali abbiamo chiuso l'accordo e il contratto per fare queste vaccinazioni. Capisce che i medici di base sono 3.000, se facessero anche 10 vaccini a testa sono 30.000 vaccini al giorno. E noi abbiamo una capacità vaccinale secondo me che supera i 50.000 vaccini al giorno. Ovvio che ci vogliono vaccini. Allora i tempi quali sono? Se ci danno vaccini noi possiamo pensare di aver fatto la stragrande maggioranza dei veneti già per giugno, altrimenti se la fornitura è a questi livelli ci metteremo sicuramente mesi, ci arriviamo all'autunno.
Ma c'è la possibilità che arrivino questi vaccini, secondo lei, Sì, Presidente? secondo me sì, perché ormai il fronte si sta aprendo un po' come le mascherine Borrille. Se lei ricorda, quando si iniziò con le mascherine non ce n'erano e quindi le pagavi a peso d'oro. A un certo punto tutti si sono messi a produrre con mascherine e alla fine le mascherine le trovi dappertutto. No, Ecco, no. per questo voglio ricordare che abbiamo AstraZeneca che è in aumento di consegne, abbiamo Pfizer che aumenterà le consegne, abbiamo Moderna che aumenterà le consegne, entra in campo ovviamente Johnson Johnson e poi avremo ancora altri vaccini, io spero come lo Sputnik o il cinese o Novavax, che è un vaccino già autorizzato negli Stati Uniti. Io verosimilmente penso che non sia da imprudenti dire che comunque di vaccino ne arriverà nei prossimi mesi. No, le faccio questa domanda perché poi arriva la stagione estiva, il turismo, lei l'ha sempre detto, è uno dei più danneggiati visto che la regione ha ovviamente sotto un profilo economico davvero un budget importante. Ecco la domanda che le faccio, se questi vaccini verranno fatti prima del periodo estivo potranno lavorare anche in più tranquillità, le zone dove la gente può andare a fare le vacanze, il mare, la montagna, il lago, insomma il Veneto chi più ne ha più ne metta. Ma sì, guardi, la verità è che il Veneto Covid Free è il mio sogno, il nostro sogno, il sogno di tutti i cittadini, pensare che non dovremo più leggere se arriva la nuova ondata di virus perché comunque abbiamo fatto una vaccinazione. E io stesso spero di farlo velocemente, consideri che mi sono attenuto alle regole, quindi ho evitato forzature perché penso che non sia neanche etico farle nel momento in cui c'è ancora un ottantenne, un settantenne o un 75enne che lo deve fare questo vaccino. Per cui io veramente credo che la vaccinazione, ma lo stanno dimostrando altri paesi, pensi lo Stato di Israele che ha svuotato gli ospedali con le vaccinazioni. Questa è la vera sfida. No, no, certo, è la speranza che prima delle vacanze appunto venga fatto a parecchi veneti in modo tale che appunto chi ha bisogno, soprattutto il turismo che ha la prima necessità, venga almeno soddisfatto sotto questo profilo. Senta, Presidente, l'altro tema sono le scuole, domani chiuderanno molte scuole e mi sono arrivate molte domande, io le la faccio, non so se, e mi chiedevano, no, le scuole sono chiuse in alcuni distretti sanitari, ma chi vive in un comune che deve chiudere le scuole e studia in un altro comune che sono aperte, come fa? Guardi, la scuola è chiusa come elemento, diciamo, di potenziale focolaio, per cui il riferimento è l'edificio dove si tengono le lezioni, punto, nel senso che in quel distretto perché il numero di positivi su 100.000 abitanti è superato i 250. Questo è quello che viene applicato dai nostri servizi di Dipartimento della Prevenzione. Guardi, chiudere una scuola è sempre una sconfitta, è tragico, però il DPCM è chiaro e noi abbiamo voluto, ovviamente, e abbiamo l'obbligo di seguirlo. Certo, ultime domande che ho a davvero poco tempo, gliele faccio rapidamente. Il nuovo ospedale di Padova, l'autonomia, perché è un tema importante dove lei ha impiegato forze sovraumane e io mi auguro che per i veneti e anche e soprattutto per l'impegno che lei ci ha messo con questo governo venga soddisfatto, la pedemontana e poi anche gli investimenti sotto un profilo dei treni perché ha presentato davvero qualcosa di straordinario per quanto riguarda la nostra regione. Andiamo con ordine rapidamente, il nuovo ospedale di Padova ieri l'ha annunciato che insomma è già a un buon punto. Ieri abbiamo annunciato, abbiamo stanziato 4 milioni e mezzo, se non ricordo male, per il bando europeo per la progettazione, cioè si parte, si inizia e si va, sperando che ci venga riconosciuto un ruolo di gestione commissariale in modo tale che si riesce a tagliare velocemente nei tempi e quindi realizzare l'opera in 4 o 5 anni con una gestione commissariale lo si fa, insomma si è fatto un ponte in 2 anni a Genova. Per quanto riguarda la pedemontana stiamo andando avanti a sprombattuto, annuncio già che prima dell'estate avremo un grande tratto, arriveremo almeno fino a Montebelluna e quindi si va avanti concludendola sostanzialmente per il 2021. E per quanto riguarda invece l'autonomia non ci siamo dimenticati, abbiamo dato vita al nuovo osservatorio per l'autonomia e si va avanti con tutto il tema della contrattazione con il governo. Ovviamente è comprensibile che davanti a questa infezione abbiamo perso questo anno, ma l'abbiamo perso sotto profilo delle trattative ma non sotto profilo del lavoro che dovevamo fare. E poi avete... Prego? No, e poi avete fatto un gran lavoro per quanto riguarda ieri che avete presentato un investimento importante sotto un profilo del trasporto sulle rotaie, insomma.
Ma guardi, sui treni io lo dico con vanto, benvenuti in Giappone perché noi abbiamo fra un anno e mezzo avremo l'età media dei nostri treni di 4 anni, guarda, sono tutti nuovi, 78 treni nuovi, 4 miliardi e mezzo di investimenti con Trenitalia e Regione Veneto, insomma, puntualità svizzera dei treni e penso che il 98% delle statistiche sono puntuali, spaccano il secondo e quelli che non sono puntuali rientrano nella casistica dell'incidente ferroviario, del guasto elettrico piuttosto che di altri guai, ma di certo insomma il 98% non è male. E dall'altro dico tutte macchine nuove, ieri abbiamo fatto vedere, insomma sono macchine che fra l'altro delle 78 già 18 sono state consegnate, ieri a 3,9 e si va avanti con le consegne per esaurire la fornitura entro quest'anno e i primi del prossimo anno. Senta, in conclusione, ma pensava di passare un anno di questo genere, Presidente, un anno davvero Allora, le incredibile dico, e alla notte dorme nel pensare la situazione che siamo arrivati tutti noi, insomma, perché davvero ormai la gente è stanca anche davvero di questa situazione. ma guardi, le dico solo che la notte passata non ho dormito. Io purtroppo ho questo guaio che somatizzo tanto le preoccupazioni e adesso la preoccupazione di questa nuova ondata, la preoccupazione che dobbiamo essere performanti con i vaccini, la preoccupazione della salute dei veneti, la preoccupazione di questo Veneto che io amo e voglio difendere fino alla fine. Grazie Presidente Zaia, Grazie a voi. grazie Presidente, Buona lo ringraziamo. serata. Ovviamente noi andiamo in pubblicità, poi al ritorno ovviamente parleremo di altre tematiche con i nostri ospiti in studio. A tra poco.